Tutto pronto per la settima corsa, un confronto per 5-6 anni che non abbiano vinto 25.000 euro in carriera, sono in 10 a prendervi parte, autostart in movimento. Con il numero 1 Flamingo Ral Carmine Piscoglio, 2 Fernanda Lorenzo Talpo, 3 Vita Risai Antonio Di Nardo, 4 Full Name Dorial Massimo Pignatelli, 5 Florida Spav Roberto Vecchione, 6 Figlio dei Venti Enrico Bellei. In seconda fila 7 Vita Peron Alberto Garruto, 8 Eldorado VP dell'Annunziata, 9 Frankie Grad Manuele Matteini, 10 Eclisse di Casei. Salvatore Valentino. Tutto pronto per il via di questa settima corsa, premio Altura OM, allineamento completato. Macchina che prende velocità e stacca. La più veloce è Fernanda che difende lo steccato, al suo esterno Full Name Dorial, si sistema in corda e Vita Risaia, mentre Frankie Grad cerca di tagliare fuori Florida Spav, sbaglia Frankie Grad che provava ad andare lui sulla testa anticipando Florida Spav, non c'è riuscito. Cavallo numero 9 Frankie Grad squalificato, che però è abbastanza indietro, è in quarta posizione. Full Name Dorial si è sistemato in corda alle spalle di Fernanda. Florida Spav arriva con decisione, vediamo le scelte di Lorenzo Talpo, 400 metri in 29,5. Florida Spav insiste e ottiene il via libera da Fernanda. Poi Full Name Dorial terzo così alla corda, allo scoperto c'è Eldorado, mentre lungo la corda è rimasta Vita Risaia TRGF, seconda pariglia per Figlio dei Venti che precede ancora Evita Peron, poi Flamingo Ral. Completamento dei primi 800 metri in 59,7, Eldorado prova ad andare sulla testa della corsa, Florida Spav si difende al comando, seguita sempre da Fernanda, Eldorado allo scoperto, Full Name Dorial terzo in corda, di fuori Eldorado seguito da Figlio dei Venti, poi ancora Evita Peron, chilometro in 1,14,7 per Florida Spav che è in vantaggio, richiesto al largo Eldorado per non perdere il contatto, lo stesso vale per Fernanda lungo la corda. Retta opposta alle tribune passate in 15, 1,29 i 1.200 di gara con Florida Spav che prova la fuga, Eldorado che rimane lì a contatto coraggiosamente, poi Full Name Dorial che viene a fare l'arrivo quando siamo all'ingresso dell'addirittura d'arrivo ed è in vantaggio Florida Spav nei confronti di Eldorado. Full Name Dorial che viene a fare l'arrivo a largo di tutti, si difende Florida Spav da Eldorado e Full Name Dorial. Nel finale Florida Spav vince su uno straordinario Eldorado, terzo Full Name Dorial, 1,13,9, 29,7 anche ad arrivare Florida Spav. Roberto Vecchione per Paolo Romanelli al training, i colori della signora Karin Walter Mommert. Percorso di testa di Florida Spav che vince bene, corre davvero alla grande Eldorado che fa il secondo, terzo posto per Full Name Dorial che finisce in spinta, 5,84 in numeri, l'arrivo della settima.